Che cosa accomuna il re del prosecco Gianluca Bisol al campione mondiale di slittino Armin Ziegler? Entrambi si sono aggiudicati il premio Giorgio Lago, il riconoscimento che viene assegnato a chi meglio interpreta il Nord-Est, secondo quell'espressione cara al giornalista scomparso nel 2005. Il premio è alla 9ª edizione ed è ospitato come sempre al Teatro Accademico di Castelfranco. È suddiviso in varie categorie. Oltre a Bisol e Ziegler per l'impresa e lo sport, sono stati chiamati sul palco anche Sergio Frigo, vincitore per il giornalismo, il QAM per il volontariato dei medici in Africa, il festival I Suoni delle Dolomiti per la categoria cultura, mentre un premio speciale è andato alla memoria di Carlo Mazzacurati, il regista padovano morto quest'anno. Come ha ricordato il figlio Francesco, Giorgio Lago, che per 12 anni diresse il Gazzettino, credeva molto nei giovani e infatti, dedicata a loro, c'è la sezione Juniores, vinta da 3 studenti delle superiori, 3 giornalisti in erba.